vai. Dosi di bilancino, stamattina ho letto che ma sono state queste quando si vuole la porta d'onze devi far saltare i suonati giusto per
Dentro, Qua, dentro. chilometri da qua, quindi è facile che non è tanto, deve essere chilometri, sì. Anche perché non vedo molto passaggio, Proprio lì qua accesa. No, adesso vieni su, parliamo, ma poi venire anche per qua, Sai che mi mette la roba difficile. Sentiero San Germano. Ha detto che così incentiva, ovviamente possono comprare il miele, il broccoli, sai. Beh, è chiaro, ma qualcosa deve pure tornare. Poi dagli aerei verrà tutto per fare un sacco. Anche perché 50.000 punti non è che costano pure poco, Sì, ma esatto, ma infatti addirittura li dici lì. Anche Che cazzo mi per fare questi? non so se vuoi andare a fare anche delle scuole, di fare la convenzione che le scuole possono portare tutti i bambini sempre a fare un percorso didattico, una cosa didattica. Bravo, questa è una bella idea. Ha detto che è molto difficile che nascono, quando si riesce a farli nascere la prima in assoluto sui colli, nascono anche a temperatura, anche Che figata. quindi se un agrario qualcosa avrà, non so, ha lavorato un sacco perché tanto era a casa, quindi lavorava col computer da casa per l'azienda per cui lavorava, e quando aveva tempo di solito fai i vasettini piccoli, invitiamo in un bar il nostro amico, fa delle confezioni, se non passa un po' a letto, non è che andiamo tanto. Tutto dritto, adesso va un po' su. Vedi qua anche se torni indietro non è niente perché fa il suo piano qua. Ma il problema è quando scendi giù 200 metri. 200 metri sembrano poco, ma fai le salita di nuovo. Da quante volte c'è stato? Cioè, lei è un circuito nuovo di palla questo. Mai fatto. Uia porca proprio. Che spuccio. Vabbè, a battaglia venne a Pizzora. Qua c'è un po' abbandonato, guarda. Io se tiene a casa, guarda. Un po' abbandonato, ma no. Probabilmente non è che ci abbia anche le persone che devono venire a camminare, quelli che magari vicino a casa, esatto. Stavamo dicendo prima, siamo passati da Villaggio, io sono andato per i polli, c'era questo collega che sono andato a fare i volti pure con mia moglie. Non c'è niente, le quattro un cuccioletto là. E poi venendo da queste parti vedevamo frazione di Villaga, queste qui frazioni già Villaga e piccolissime, addirittura frazioni di Villaga. Ciao, qua fa motocross, ma che roba, adesso lo so su. Motocross chi è? Fa motocross che se
piattaforme de moto qua, se te vale per terra. Sì. Guarda qua, guarda qua. No, no, le mie bici queste. Questa è moto. Monte dell'Asino. Coccia, adesso qua si strese. Piace a te. Bravo, bene. Mi sa che questo sì che lontano non è. È bello, come sentivo bello come camminare, perché abbiamo fatto le battute qui. Questa è una tabella, non ci siamo persi. Vedete? Forte? Oh, non è per lì. Ma va. Questo zainetto qua l'hai preso da Decathlon? Questo sì. Da poco anche. No. Questo è 6 anni che avevo. Non ne fa più. Non fa più, è andato avvelenato, non ne fa altro. Uno che ti trovi un'amorosa che abbia che passi qua, Roberto, camminare, muoversi. Grazie del pensiero. Lui invece È uguale. era il tuo progetto. Sì, uguale. Era il tuo progetto, bravo. Bisogna che mi tenga fermo. Se no bisogna che mi tenga fermo, mi mette in manette le note in modo che non mi muovo. Ah, signore. Montanara, tu è Masiago. Vabbè, tu che lo conosci così, hai conosciuto i figli di ragazzo qua? Mica scherzo. Sì, ma devo detto subito su st'altro. Che fucilotto il ragazzo qua.
Ecco qua. No. San Germano dobbiamo andare. Dobbiamo andare a San Germano di là. Vediamo se è questo. Sì, è questo. Ok, no. No. Vabbè. Dove di là? Alta via Pigliato. Guarda. Tutti i punti che ti troverai sul tracciato questo. Dove faccio il foto del sogno. Giovanni non può cambiare la batteria. Si è fatto anche il colpo, si è fatto anche proprio bello qua, veramente bello. E la strada sotto, va su. Sì, no, questa qua è la strada che si trattori, viene su da là, per asfaltare, ho detto che te la strada lì, da Masso, da paese, no, di là, no, se sotto qua che sei, qua sotto che sei, cazzo paese sei, spiazzo, lì sotto che spiazzo. Ci pensa che Gianluca, no, Gianluca, ma io poi su strade così, perché lui faceva sottomarina, barricata, non sa barricata, sei lì, si fermava lì, tornava in io, ma scusami, ma si diverte qua.
c'è una delle parti del video, se antenne della Rai, dobbiamo attraversare. Dopo ho fatto un partito che sei, praticamente che sei, due tornantini. Comunque, se volevo tornare in quello che sta dicendo Roberto, guarda, non è da scattare, non e non è neanche da scherzare, perché con la gente, visto quanti erano che camminavano? No, non erano 2 o 3, per cui sono come tipi che gli piace andare a fare camminare ogni tanto, per cui quelli morivano, a parte gli scherzi, se sul sito andavano a vedere qualche tragitto, qualche escursione, ti chiedevano, la fanno, sì, questo lo fanno. Adesso dipendentemente dal fatto che li vedevi che era gente che si muoveva tutta. E poi dai, no, Monte Gallo escursione, cazzo. Roberto, una prego. Io ho detto, che ho chiamato. Questa qua è la fontana. Io ho detto, possono iscriversi solo che ha meno di 30 anni. Io ho detto. Dio. Lei è rimasta male la signora. Ecco, queste sono le fontane, Queste sono le fontane. Quanto puoi bere, Giovanni, su? Ah, salamandra, guarda. Ah, salamandra. Bella. Allora abbiamo visto sul sentiero di Lumignano un anno, abbiamo fatto pure il filmato, c'ho pure il filmato io. Prima, Per una sola? verso settembre-ottobre vanno in letargo e l'abbiamo incappate proprio all'ultimo. Questo qua è bella grossa. Abbiamo fatto le foto che stavano. E io volevo farne una, Ho avuto portare a casa la salamandra, così infetta la salamandra che dopo muore. Non mettevo un giardino. Quello vanno in letargo adesso. Questo è strano che non corre alle date, oppure si stanno scegliendo. No, c'è grande via, ma del solito infatti quando non è mole come il letargo, no? No, vanno piano, ti ricordi che non si muoveva neanche quella volta? La prima volta una abbiamo detto cazzo è morta questa, invece era che quando cominciano ad andare largo rallentano i movimenti, rallentano e poi adesso quella lì l'ho presa, ti ricordi che l'abbiamo presa che stava sul ciglio della strada che l'abbiamo spostata? No, dai. A un certo punto il navigatore appiccia un cazzo, non fa niente. Blackout. Siamo da qua del monte, non so se vi siete. Dai che ciao mamma. Ciao mamma. Dai che faccio qua Alex, vediamo se mi risponde. Questo è mammino Roberto. Facciamo, vi faccio vedere un po' i posti. Così. A posto. Finisci la. Perché che era impostare inglese?
che siamo curiosi e... Se più avanti vedete subito che Ma se devo filmare, si può andare bene insomma? No, no, vedete. Ah, questo è bello. Complimenti, bello. Troppo bello. vero? È bellissimo. Ma è l'unico funzionante. Ce ne sono 3, se non mi sbaglio. Non so se sei l'unico funzionante, dovremmo chiederlo a... Perché ce ne sono 3, uno qua e 2 più in fondo di là. A caldo mi sembra che va. Fanno anche il percorso alle scuole. No, mi sono portato via l'acqua. Ma quello mi serve per oggi, non ti preoccupare. Anche perché lo sai che non prendi la piscina, no? Si torna a vedere prima che funzionava. Ah Roberto, si torna a vedere a Pietra. Forte Faccio la potenza che la riduzione aumenta il possibile. Fa girare una... Buongiorno. Guarda tu che ve porto. Bordello che ve porto. Che fortuna che abbiamo. Muoviti cazzo. Siamo da qua del canale, muoviti. Anziano, cioè io. Possiamo passare per il ponte? Il punto dove che dove? Vogliamo andare là? Sarà là, gireremo. Guarda, se c'è la strada lì delle macchine, c'è una strada che arriva. 600 metri. Ciao, ma che te va? Che te mai un panino,
30 minuti non si fa più. Questo? Io ho detto che era cliente qua.